sbagli ora e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu vedrai sangue cadere in terra per il suo. E se gli sparo un brodo nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma può che resterà per vedere gli occhi dell'uomo. La crisi su questa avventura, ogni si volta mi vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non mi ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento, del tempo non ti sarebbe bastato a chiedere perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita non ci sarebbe più stata. Buonasera a tutte e a tutti. Benvenute e benvenuti a questa nostra magica serata. Siamo ovviamente tutti quanti qua per ascoltare quello che ci dice Pierluigi, però permettetemi un attimo una breve introduzione, perché in questi giorni è successo un fatto non tanto distante da qua, nel comune di Marcon, e io penso che se siamo tutti quanti qua questa sera sicuramente ci saranno delle persone curiose, ci saranno delle persone che saranno venute qui perché magari effettivamente Pierluigi anche in televisione ci fa vedere ogni volta la sua bravura, per cui vederlo ascoltare dal vivo è tutta un'altra cosa e ci dà ancora più emozione. Però molti di noi sono qui perché sostanzialmente stanno dall'altra parte del mondo, da una parte che senza vergogna si può definire antifascista in questo paese, che sembra diventata una parolaccia, purtroppo, tant'è che non più tardi di qualche giorno fa vi stavo raccontando nel comune di Marcon la nostra consigliera comunale Margherita Lacchini in uno dei suoi interventi ha definito la nostra Costituzione come una Costituzione antifascista ed è stata presa ad insulti e parolacce da parte della maggioranza della Lega e di Fratelli d'Italia con il sindaco, che le hanno impedito di terminare il proprio intervento. Per cui quando ci dicono che c'è un brutto clima, non c'è solo un brutto clima quando Vannacci per chiedere di mettere la X parla di decima, non c'è solo un brutto clima perché ci sono persone che si ritrovano per alzare il braccio teso e urlare presente ad Accala Renzia. C'è un brutto clima anche qui nel nostro territorio, e siccome che anche qui nel nostro territorio invece ci sono giovani amministratori preparati e soprattutto votati dalle persone che diventano consiglieri comunali in base al consenso della gente, l'avevamo già deciso prima di chiedere a Margherita di moderare questo dibattito, ma adesso siamo ancora più orgogliosi di avere qui Margherita Lacchini, consigliera comunale di Marcon, che modererà per noi la serata. Vieni qua, Margherita. Ciao Mogliano, ciao a tutti e ciao a tutte. Ammetto che c'è un po' di sana emozione, è una città alla quale io sono molto legata perché sono cresciuta qui, ci ho fatto tutte quante le scuole elementari, medie e superiori, e quando Giacomo una settimana fa mi ha chiesto di moderare questo incontro, per me è stato, ho accettato con grande gioia. Poi in questi giorni, ahimè, cosa volete, siamo finiti
Ancora una volta la mia città è finita in prima pagina per eventi legati a questa incapacità della destra di definirsi antifascista, cioè hanno evidentemente l'orticaria. Per noi da Marcon, da Mogliano, da Venezia, da Treviso e dal Veneto, noi non indietreggiamo, noi con fierezza ci diciamo e ci dichiariamo antifascisti, perché è un nostro principio cardine, perché se siamo qui è grazie a donne e uomini che hanno sacrificato la loro vita per noi e per il nostro futuro. E lasciatemi poi presentare colui che è sempre in prima fila. Tu ci sei sempre, Pierluigi, e ti ringraziamo tanto perché ogni qualvolta c'è la necessità di venire a sostenere progetti, idee, persone, tu rispondi sempre. Grazie Pierluigi, lo faccio qua salire, Pierluigi Bersani. Ed ora, prima di iniziare quella che ho definito una chiacchierata, no? Tra Giacomo e Pierluigi, io farei salire sul palco anche Giovanni Zorzi, che è il segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso, per i saluti. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio Pierluigi, è un onore averlo qui. Ringrazio tutti i presenti. Sarò velocissimo, non voglio dilungarmi, anche perché siete qui per ascoltare ovviamente le parole di Pierluigi e del nostro candidato sindaco Giacomo. Io voglio dire solo una cosa, un grande, forte grazie a nome di tutta la federazione provinciale del Partito Democratico di Treviso. Mi sento di esprimere un sincero ringraziamento a Giacomo, a tutte le amiche, gli amici, le compagne e i compagni moglianesi per il grandissimo lavoro che in questi mesi questi lunghi mesi, ma anche in queste ore, e sono convinto fino all'ultimo secondo, state portando avanti in questa intensa, entusiasmante campagna elettorale. Veramente grazie. State conducendo una campagna elettorale bellissima, di testa, di cuore. Avete incontrato centinaia di persone, avete volantinato casa per casa, avanzato proposte, raccontato ai moglianesi con entusiasmo e concretezza quella che è l'idea di futuro che volete mettere in campo, e di questo veramente credo che, insomma, un applauso, perché siete stati veramente bravi. Ecco, mentre voi state facendo questo, in queste ore a Roma il governo di Giorgia Meloni con un decreto sta tagliando le risorse correnti ai comuni che si stanno impegnando con i progetti del PNRR. E allora a Mogliano la cosa è molto semplice, guardate. Da una parte c'è una destra che sta amministrando la città e che, rivendicando la filiera con questa destra di governo, di fatto rivendica la stessa insensibilità nei confronti delle autonomie locali, nei confronti della vostra comunità, e dall'altra parte ci siete voi che state dimostrando col vostro impegno quanto bene volete alla vostra comunità. Quanto bene volete la vostra comunità, le volete così tanto bene che da immaginarla ancora più forte, più sicura, più accogliente. Ecco, io credo che questo sia veramente il punto di svolta per tutti noi. E io faccio un invito, un appello, chiudendo questo mio breve intervento. Un appello lo faccio ai moglianesi, quelli indecisi se andare a votare o chi votare, e anche ai moglianesi che votano centrodestra. Guardate all'impegno, la determinazione che Giacomo e la sua squadra hanno messo in questi mesi e provate soltanto a immaginarvi quanto ancora più grande sarà l'impegno, la dedizione, la passione che metteranno quando saranno chiamati a governare questa città. Ecco, io sono convinto sarete in ottime mani. Quindi grazie ancora, forza Mogliano e forza Giacomo. Grazie Giovanni.
Beh, e allora io partirei con questa chiacchierata da te, Pierluigi. Prima di iniziare, insomma, la tua esperienza parlamentare, anche come ministro, sei stato amministratore locale del tuo paese, sei stato poi anche assessore della tua regione, l'Emilia-Romagna. Che consiglio ti senti di dare ad un giovane amministratore come Giacomo che si candida a guidare la sua città? Buonasera a tutti. Non so se ha bisogno dei miei consigli, però io cerco di dire quel che ho imparato io, stando una ventina d'anni a fare l'amministratore locale e regionale e poi un'altrettanta ventina dall'altra parte, no? Come un tennista che tira la palla di là e se la va a riprendere, no? Senza essere Sinner, per amor di Dio. Ma io ho imparato questo, caro Giacomo. Ricordiamoci che l'Italia non è la Francia. In Francia le cose partono da Parigi e arrivano giù. In Italia, per ragioni storiche che adesso è inutile elencare, succede il contrario. Le onde partono sempre dal basso e partono dai territori. Io quando dicevo non vediamo neanche una mucca in un corridoio, dove la vedevo? Casa mia, io sono uno dell'Appennino. Arrivava giù. E poi è arrivata a Roma. E teniamo presente questo, quindi teniamo intanto presente la politicità dei territori, che non a caso hanno creato tutte le forme di civilizzazione che ha avuto questo paese negli ultimi decenni. Cioè, se voi fate nella vostra testa un attimo un elenco così: asili nido, inserimento dei disabili, interventi per gli anziani, chiusura dei manicomi, primi strumenti di regolazione del territorio, nessuna di queste cose è mai nata, e di 10 altre ancora, è mai nata da una legge che arrivasse da Roma. È sempre successo il contrario. I luoghi hanno fatto i prototipi di tutte queste cose. Cioè, ne dico una sola: Adriana Lodi, assessora negli anni 60 al comune di Bologna, va in Svezia con la quinta elementare a vedere cos'era un asilo nido, fa il primo asilo nido d'Italia, ci sono imitazioni che lei stessa ha fatto girare, una prima legge sugli asili nido è venuta 20 anni dopo. E così fatemi restare l'esempio di Bologna. Quando passate di lì e vedete quelle colline verdi attorno a Bologna, intatte, ci hanno fatto la canzone, no? Com'è bello andare in Vespa per i bolognesi. Lì non è che c'era la legge Galasso o l'urbanistica, è arrivata dopo da quegli esempi, lì c'era Dozza. Allora, da dove sono nate queste cose qui? Questo che voglio dire, esatto, di aver fiducia in questo, perché sono sempre nate da culture, diciamo, della sinistra ugualitaria e del solidarismo cattolico democratico. Io non ho tempo adesso, potrei farvi la geografia di tutte queste conquiste, e non sono mai nate con la bandiera localistica, ma con un'idea universalistica.
Non è che Adriana Lodi voleva mettere la bandierina sul comune di Bologna, andava in giro a spiegare come si fa un asilo nido, perché pensava che il diritto di un bambino è un diritto universale per Bologna, per l'Emilia, per l'Italia e per il mondo. Quando ci siamo andati, io qui sono stato attore anche di questa cosa, noi abbiamo smontato l'ospedale dei matti di Colorno con 1000 matti dentro, in una situazione devastante, in un comune che campava su quel manicomio e era amministrato alla sinistra. Siamo andati a cercarci il freddo nel letto, abbiamo combattuto perché cominciasse a venire giù, sull'insegnamento di Basaglia, ma senza la legge Basaglia, che è arrivata dopo perché qualcuno ha mostrato che era possibile, che quel valore potevi portarlo dal cielo alla terra e trasformarlo in un servizio. Oggi c'è in gioco questo. Ma voi pensate che la cultura della destra che si è affacciata in sto paese possa riprodurre questo meccanismo qui con i suoi disvalori? No, non può, e neanche cambiasse l'aria può venire da Roma la risposta, credete a me, in Italia no. Tocca rifare i prototipi davanti ai problemi nuovi. Dice, ma tanto questo adesso poi non li smonti, se momento un attimo, qui comincia a arrivare una cosa strana, Adesso noi prima o poi dovremo pure accettare l'idea di fare un po' come la Germania e di mettere in moto un meccanismo di immigrazione regolare. Per adesso chi è che sta lavorando sulla integrazione? Al dunque, le maestre che stanno, applauso, cazzo, che stanno facendo incontrare le famiglie di questi e di questi altri e capiscono che ok che c'è il Natale, ma c'è anche il Ramadan, bisogna trovare un modo. Ma se passa l'idea che bisogna prenderli a calci, chi è che la fa questo? Che paese vogliamo diventare? E davanti ai problemi nuovi, chi progetta il prototipo? Adesso quando si farà mai un'immigrazione regolare? Ma voi pensate che da Roma venga la risposta, ma chi è che gli insegna l'italiano? O che gli dice dove vanno a dormire? No, ci vuole il prototipo, che poi si diffonde e poi diventa legge. Adesso, digitalizzazione, va benissimo. Digitalizzazione sta andando avanti a go-go, ormai è tutto digitale. Ci sono soldi per spingere giustamente sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma noi ci rendiamo conto di quello che sta succedendo? Cioè quella caramella che il 1° maggio questi dementi qui hanno dato ai lavoratori, quella caramella, invece di togliere la legge sui subappalti che sta procurando morti sul lavoro, gli hanno dato la caramella, che è 100 euro lordi, diventa 70 netti, te le do per la Befana prossima, una tantum, perché la Befana non suona 2 volte, a differenza del postino, una tantum. Ma quella roba lì, non so se tutti l'hanno colta sta cosa, anche quella, siccome riguarda una fascia, quella più debole, è a domanda, che non è che fai domanda, alzo la mano e faccio domanda, no, devi andare su un baracchino. Sapete quanta gente rinuncerà? Risparmiano quei soldi lì, perché c'è un sacco di gente che non c'ha il figlio, non c'ha il nipote, non c'ha cose eccetera, mica in grado di farlo. E allora per uno che è in quella condizione o una che è in quella condizione,
Vabbè, 70 euro in meno non gli cambieranno la vita, anche se è un poveraccio, ma l'isolamento e l'umiliazione, l'idea di sentirsi fuori dal mondo, quell'isolamento che è il punto di nascita delle peggiori cose. Chi ci pensa? Cioè, aspettiamo Roma o inventiamo un prototipo che non sarà come una volta il pubblico fa tutto, no, ci sono i volontari, ci danno una mano, per amor di Dio, ma bisogna inventare. Allora, se io chiudo così, cioè io giro da pensionato volontario, cioè non è che, ecco, Hauser, ecco. Ma se sto girando così è perché ho scarpinato questa cosa, sono troppo convinto di questa cosa. Il problema che abbiamo davanti è se questa nuova destra, che non l'abbiamo mai visto noi nella storia della Repubblica, si radica nei territori, ci brucia la sala macchine della civilizzazione, che può essere solo questa nel nostro paese. Ecco, è una bella responsabilità, quindi è come dire, dai, guarda, manda avanti sta sala macchine, fa dei prototipi per l'amor di Dio, azzarda qualcosa, investi il consenso che avrai nel consenso che potrai avere, investendolo, perché sennò deperisce, rischia. Metti in moto delle cose, poi diventeranno leggi, sta tranquillo, se le azzecchi diventano leggi, è così. E voi se date una mano a sti giovani qui, ragazzi, forza, ce l'avete una carta da giocare, no? Grazie Pierluigi. Passo a te Giacomo, insomma una bella responsabilità, insomma anche un gran bel consiglio. La domanda però che faccio a te è il motivo per il quale hai deciso, da giovane amministratore e da giovane amministratore oggi nel 2024, di candidarti a guidare la tua città, perché è una scelta coraggiosa, lo sappiamo, essere in prima fila oggi è coraggioso, per cui oltre a rinnovarti il ringraziamento e un grande in bocca al lupo, insomma, condividi con noi il perché di questa scelta coraggiosa. Grazie Margherita e grazie Pierluigi. Scusate, stasera sono anche io un po' emozionato per la prima volta. Chi mi conosce sa che di solito non tradisco molta emozione sui palchi, però questa sera provate a guardarvi un attimo attorno e ditemi se avete mai visto la nostra piazza così. È veramente una gioia per gli occhi e una gioia per il cuore. Allora rispondo subito in maniera anche relativamente breve, perché quella che io ho preso è una scelta che parte da lontano. Chi mi conosce sa che per una vita, a proposito di cattolicesimo sociale e della sua funzione all'interno di questo territorio, io ho fatto scout per una vita e un giorno abbiamo deciso di andare a fare un campo di servizio a Scampia, nell'8T di fianco alle Vele, lo chiamavano il McDonald's dello spaccio del sud Italia, ecco, prima ancora che arrivasse Gomorra, prima ancora che arrivassero tutti quanti i film e le serie TV, lì c'era la realtà di volontari in carne ed ossa che, come diceva Don Milani, avevano le mani pulite ma non se le tenevano in tasca. E quando sono andato lì, parlando con questi volontari, essendo io stesso volontario, giocando a calcio con i ragazzi all'interno di questi campetti sgangherati, divisi, pensati anche lì per clan, perché un bambino di un clan non poteva giocare con un bambino di un altro clan, parlando con questi volontari mi hanno detto: sì, con il volontariato tu vedi che il giovedì qui, che c'era il turno di visite al carcere di Secondigliano, praticamente su un gruppo di 30 ragazzi, più o meno 3-4 rimanevano, perché gli altri andavano a trovare i propri padri all'interno del carcere. Ecco, di questi 30 tu prova a pensare che noi con il volontariato
ne riusciremo a salvare probabilmente 3-4, e per noi questi 3-4 valgono il nostro impegno, valgono la nostra vita. E io gli ho chiesto: ma cosa serve per riuscire a salvarli tutti? E loro mi hanno detto: serve la politica. E quella è la frase che mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita perché molto spesso la politica ce la raccontiamo come una cosa brutta, come una cosa sporca. Purtroppo abbiamo avuto una narrazione negli ultimi 20-30 anni becera, ma stando poi dentro negli ultimi 12 anni all'interno dei partiti, all'interno di formazioni politiche, ho visto che quella frase, serve la politica, poi una volta dentro è veramente così, perché la politica può cambiare le condizioni materiali delle persone, può cambiare la vita delle persone e migliorare una comunità intera, cosa che si può fare anche con il volontariato, ma se c'è la politica a far da volano si cambia una società intera e si torna anche a quella che era l'ambizione sana della politica di una volta, che non era quella semplicemente del governo, per il governo, ma era quella del governo per cambiare una società intera, e questa è l'ambizione che noi vogliamo riportare qui a Mogliano e, permettetemi, anche in tutta quanta Europa, perché la sfida, come dice Pierluigi, parte da qui ma poi arriva fino a Bruxelles, ragazzi, perché purtroppo dalle fogne stanno venendo su dei brutti rigurgiti e noi in questo momento abbiamo il dovere civico e morale di mettere i nostri corpi e i nostri cuori a protezione delle nostre democrazie. Grazie. Grazie Giacomo. Siccome sento che c'è passione, c'è una profonda e sana passione, e lasciatemelo dire, che bello sempre anche ritrovarsi in piazza per condividere questi momenti insieme. Pierluigi, tu sei non solamente molto richiesto nei vari programmi televisivi, però sei richiesto anche tanto appunto dal territorio. Lo viaggi nei piccoli grandi comuni, all'interno anche del mondo associativo. Allora io quello che ti volevo chiedere è: che aria tira rispetto a qualche anno fa? Che cosa stai sentendo? Questa passione che stiamo percependo qui a Mogliano, la ritroviamo anche da altre parti? Forse il vento sta iniziando un po' a cambiare? Questa è la domanda. Quando dicevo, insomma, abbiamo davanti sto dilemma, no? Ma questa tornata politica, diciamo, di politica europea e amministrativa, dirà che questa destra si radica, o dirà che c'è un risveglio, una ripartenza? Io, girando, credo che sia questa la 50ª tappa che ho fatto in un mese, devo dire che c'è un certo risveglio. Era ora. Adesso, signora, non so bene fin dove ci porterà, ma non è un problema questo, non è un problema. Il problema è se c'è. Perché il mondo non si cambia in una giornata. Allora, da dove lo vedo? Girando, per la mia propria esperienza personale, lo vedo da facce che ritornano e da facce nuove, giovani anche, che arrivano. È l'effetto di questa destra, si comincia a capire che mucca sia quella mucca che non si vedeva. È l'effetto Schlein, c'è anche questo. E a me piacerebbe molto, ma molto, che tutti quanti considerassimo meglio la questione della nuova generazione. Io nei miei giri, in questi 50 giri, ho fatto anche degli appuntamenti nelle università o nelle scuole,
la prima cosa da dire è che quando facciamo le cose, fatemelo dire così, nostre, i giovani sono il 7%. Se fanno le cose loro e ti invitano, ne puoi trovare, come ho sempre trovato, fai 300, i 400, i 500. Non sto parlando di tutti i giovani, sto parlando di un'amplissima fascia di giovani che ha una sensibilità acuta su cosa? Sui temi giusti. Allora, io posso la mia esperienza di questi, se gli parli di immigrazione e gli scoppia la testa, perché non riescono a concepire che noi stiamo ancora discutendo di cose che a loro sembrano ovvie, scontate. Cioè che loro vivono già nella vita normale. Poi hanno sensibilità su cosa? Che ho sempre trovato. La pace e la guerra, il clima, i diritti. Pensiamoci un attimo, ma non sono questi gli interrogativi dell'umanità? La pace e la guerra, il clima, i diritti, le migrazioni. Ci beccano, magari ci becchiamo meno noi. Dov'è il problema? Che loro sono là, se ti invitano vai, ma non vengono. Il problema è che in tutte queste sensibilità a un certo punto c'è una sensazione di impotenza. Su che carro carico questa mia sensibilità? Perché lo porti da qualche parte. E qui io sarò di vecchia scuola, per amor di Dio, ma non credo. Io credo che l'idea che per rivolgersi ai giovani bisogna progettare dei partiti liquidi che assomiglino alla società è un'idea del cazzo, è un'idea sbagliata. Ci vuol qualcosa di più solido, non perché li convinca, non è questo, ma dove possano caricare queste loro sensibilità, perché a vedersi vanno da qualche parte. È un problema di efficacia delle cose che pensano. E io ho visto, girando, che c'è comunque una disponibilità nuova di giovani sia a mettersi nelle liste e candidarsi, sia a essere presenti alle iniziative, e anche da fuori, da quelli che non... Guardate che è possibilissimo dare un richiamo, non c'è bisogno. Quando alcuni di questi mi chiedono ma cosa deve fare un partito per... Guarda, io dico, io non voglio dire, spiegare ai giovani quel che devono fare, io non mi rifiuto, perché non è così. Io potrei dirvi, come gli ho detto, certo ai miei tempi c'era uno che ha detto entrate e cambiateci, e io ho cominciato così, però gli ho detto a questi giovani, ricordatevi che anche Berlinguer ha detto quella cosa lì dopo che c'era stato un movimento. Quindi il messaggio da darle non è quello che gli dà la destra: acquietatevi, zitti e buoni, il mondo deve andarvi bene così. No, al netto della violenza che distrugge ogni buona ragione, ribellarsi è giusto. Se c'è qualcosa che non ti piace, devi muoverti,
devi prenderti le tue responsabilità davanti al mondo. Io vorrei che glielo dicessimo più chiaro, è il momento di dirglielo più chiaro. E se al netto della violenza ci sono sbavature, si difendono. Oh, ma di che cosa stiamo parlando? Qui siamo arrivati a un punto che mi manganellano dei ragazzini a Pisa, oh, senza che nessuno dica niente, che mi trattano da criminali in parole di ministri, degli studenti all'università che giustamente, sacrosantemente protestano per la Palestina. Dobbiamo accettare un massacro? Dobbiamo dire che siamo d'accordo con un massacro? Bisogna dirle più chiare queste cose qui. E dopo facciano, se ci chiamano ci andiamo. E credo, caro Giacomo, che in questa complessa vicenda io dico sempre a quelli più scettici, compagni nostri un po', guardate ragazzi, non rompiamo troppi coglioni alle slime, perché guardate, uno può pensarla come vuole, ma io vi testimonio di un dato certo: noi non dobbiamo creare fratture fra le generazioni, dobbiamo trovare un ponte e cominciamo a trovarlo. E in attesa di trovarlo politicamente deve adeguarsi anche il partito, i partiti, per amor di Dio, le amministrazioni, se ragionano sui valori, perché poi la mediazione sui fatti c'è sempre, ma i fatti non stanno in piedi sono dei sacchi vuoti, non stanno in piedi da soli, devi metterci un senso, una direzione di marcia, una freccia, quindi un valore, un'idea. Solo così riesci a riprodurre, solo così l'albero, che non può fare foglie nuove senza radici, ma un albero con le radici deve porsi il problema di come far venire fuori le foglie nuove. Io credo che la chiave sia quella lì: fare dei fatti che abbiano dentro un senso, un valore, e mobilitare, a cominciare dalle amministrazioni, delle forze nuove, una nuova generazione. Abbiamo bisogno come il pane di una nuova generazione. E noi quelli che sono qui della mia età così, io lo dico sempre, no? Non è che possiamo tirare il carro, dobbiamo spingerlo con generosità. Là, ma vi ricordate? Qui ci sarà gente che si ricorda, io me lo ricordo, ma era un compito del dirigente, era un compito che faceva parte del suo dovere, della sua missione, trovare un giovane, una giovane che potesse mandare avanti, perché c'era un'idea, no? Da portare avanti. Noi bisogna che recuperiamo assolutamente questa cosa qui. Se veniamo da lontano dobbiamo anche andare lontano, per andare lontano ci vogliono forze fresche, punto, basta. Beh, io mi ricollego a questo tuo pensiero, forze fresche. Io vedo qui Rachele Scarpa, una deputata per il Partito Democratico qui di Treviso. Vieni Rachele, vieni a farci anche tu un saluto, una giovane, anche lei, che si sta impegnando qui nel territorio di Treviso, e so anche molto a sostegno di Giacomo. Ciao Rachele. Ciao. Grazie mille, io non avevo previsto di salutarvi oggi, quindi sono più emozionata di Giacomo forse. Grazie Pierluigi per essere qua. No, io non ho tanto da dire, se non che è bello ascoltarvi, è bello sentire
appunto il nostro carro spinto. Io credo molto nella candidatura di Giacomo Nilandi, penso che il 10 giugno festeggiare una Mogliano amministrata da un giovane della mia generazione che sa parlare così chiaro, con così tanta passione e che da anni si impegna veramente per quello in cui crede, sarebbe il più bello dei regali. Quindi in questa direzione, verso anche un buon risultato del Partito Democratico alle elezioni europee, ci impegniamo tutti quanti. Grazie davvero, buona continuazione. Grazie Rachele. Giacomo, passo a te. Pierluigi parlava di movimento, tu ne hai creato di movimento in questi lunghi mesi, fatelo dire, hai una bellissima squadra, hai veramente una bellissima squadra attorno a te. Ti chiedo di condividere con noi questo percorso perché non è banale e, come diceva prima Pierluigi, da piccoli passi, piccoli progetti, e il vostro è un progetto, possiamo forse anche definirlo quasi un laboratorio che può risultare essere anche un esperimento vincente da esportare nei territori vicini. Tra questi penso anche alla mia di Marcon. Grazie, è una bellissima storia perché in realtà non è solo una storia di una squadra, ma a me piace sempre dire che è una storia di una comunità, perché le squadre sono importanti, però le squadre devono rappresentare per forza di cose una comunità. E quindi noi siamo partiti non più tardi di 4 anni fa, perché ormai sono passati 4 anni, in una riunione in cui, pensate, eravamo in 7. Guardateci, quanti siamo qui questa sera. Nulla avviene per caso, nel senso che io mi ritengo sempre il frontman appunto di questa comunità, ma poi qua dietro e insieme a me ci sono tantissime persone che ci credono e che lavorano tutti quanti i giorni. Noi siamo partiti da lontano con questo tipo di idea, di aprire le porte e finestre del nostro progetto politico per la città fin dal principio, per cui noi abbiamo cominciato con un sondaggio demoscopico che, pensate, ha coinvolto più di 1000 cittadine e cittadini moglianesi, alcuni di voi se lo ricorderanno, in cui abbiamo interrogato per 2 mesi l'intera popolazione rispetto a quelli che erano i temi cardine della città, perché dovevamo accettare un fatto, che dopo 5 anni di governo, giusto o sbagliato che fosse, noi abbiamo perso e la città ci ha dato un segnale chiaro. E quel segnale chiaro, se sei un bravo politico o un bravo amministratore, devi prenderlo, fare con un po' di umiltà, un po' di autocritica e capire da dove bisogna ripartire. E da dov'è che puoi ripartire se non dai motivi per i quali i cittadini e le cittadine non ti hanno votato? Per cui quel sondaggio demoscopico, poi abbiamo preso e abbiamo deciso di costruire il nostro programma elettorale non nelle segrete stanze dei partiti come si faceva una volta a tavolino, ma di basare la nostra azione politica sul programma elettorale, per cui abbiamo fatto assemblee pubbliche tematiche, tante e tanti di voi che sono qui questa sera hanno partecipato, abbiamo avuto più di 120 adesioni in tutte quante le sessioni che ci sono state nei vari sabati pomeriggio delle scorse primavere, in cui ci siamo trovati e abbiamo ragionato sulle idee. E quello che non succede molto spesso è che è sulle idee che abbiamo costruito l'unità della nostra coalizione di centro-sinistra, non sui personalismi, non su quella che era la contrapposizione muscolare dei capi bastone di correnti e correntine che ormai non rappresentano più altro se non loro stesse. L'abbiamo fatto sulle idee e la cosa magica era che nelle idee chiunque venisse da culture politiche differenti o che chiunque era proprio appena partito, per cui una cultura politica ancora non ce l'aveva e se la stava costruendo, riuscivano a trovare l'unità su un pensiero condiviso, sulla discussione collettiva che ti portava ad avere finalmente un progetto politico innovativo per la città. Non contenti, cosa abbiamo fatto? Ci siamo guardati e abbiamo detto: ma siamo arrivati fin qui insieme, cosa facciamo? Il candidato sindaco?
Lo decidiamo tra di noi o andiamo a fare queste benedette primarie che sembra che tutti quanti abbiano ormai paura di questa parola qua? Bene, a queste primarie, pensate, hanno partecipato quasi 700 persone. Io vorrei sfidare i nostri competitor piuttosto che le altre forze politiche in città ad avere questo processo democratico così lungo nel tempo e così importante anche rispetto al coinvolgimento della cittadinanza, partendo dal presupposto che a noi e ai cittadini non li trattiamo come spettatori televisivi, come pubblico pagante, per cui riduciamo il loro diritto alla cittadinanza al giorno del voto, del mettere o non mettere all'interno di un'urna una scheda scegliendo un simbolo di un colore piuttosto che dell'altro. No, noi chiediamo di più alla cittadinanza, noi crediamo alle persone di riprendersi la propria partecipazione, di riprendersi il proprio tempo e di considerarsi non solo cittadini spettatori, ma cittadini attivi che investendo il proprio tempo, le proprie energie, le proprie risorse possono cambiare e migliorare le condizioni del territorio in cui vivono e delle persone a cui vogliono bene. E qui torniamo a un'aspirazione più alta della politica, perché se no poi non ci possiamo lamentare del fatto che il primo partito in questo paese è l'astensionismo se noi come classe politica amministrativa non apriamo i nostri circuiti alle persone e non facciamo sì che queste persone ci possano in qualche modo, perdonatemi, uso un termine un po' così che viene usato in termini negativi di solito, ma per me è un fatto positivo. Io voglio che le persone invadano il nostro partito, io voglio che le persone invadano il nostro progetto politico, che portino dentro tutte quelle competenze, tutte quelle conoscenze che ci sono, esistono nella società e che molto spesso la politica non riesce a guardare e tiene fuori dalla porta. E questo sapete cosa fa sì? Che poi la società molto spesso è avanti anni luce rispetto alla classe politica che la deve rappresentare. E come dice Pierluigi, molto spesso questa cosa succede con le giovani generazioni che non entrano non tanto perché non gli piaccia la politica, non tanto perché non si interessano, ma perché purtroppo noi viaggiamo con la marcia scalata mentre la società viaggia anni luce più veloce. Ecco, noi abbiamo bisogno di far entrare queste conoscenze, di far entrare queste competenze per riportare la politica ad essere finalmente la cosa bella che tutti quanti abbiamo conosciuto, o meglio, abbiamo imparato a conoscere anche per chi è nato dopo, negli anni di quegli occhi di cui parlava prima Bersani, che oggi fieramente portiamo sulla nostra tessera di partito, che sono gli occhi di Enrico Berlinguer. Emoziona sempre Enrico, emoziona sempre. Io tornerei un po' alla tua esperienza, Pierluigi. Quando sei stato ministro, possiamo dire che sei stato il primo protagonista di un'apertura verso lo sviluppo con le tue lenzuolate? Possiamo dire che sei riuscito ad aprire alcuni settori dell'economia verso quelle liberalizzazioni che hanno anche segnato un po' il passo. Ora qui in Veneto sta terminando un'era, l'era Zaia, e c'è un clima che sta cambiando, e questo cambiamento vediamo che anche il mondo imprenditoriale probabilmente lo ha percepito. Non è forse un caso che hanno anche acquistato alcuni delle testate giornalistiche? È un segnale, dietro c'è forse qualche tipo di messaggio che vuole lanciare l'imprenditoria veneta, che forse non rivede più alcuni soggetti della politica, alcuni riferimenti, ed entra allora nella politica. Io ti domando, Pierluigi, ma che ruolo deve tornare a avere qui in Veneto la politica di fronte a questo cambiamento in atto? Sì, guarda, io non so se ho tutti gli elementi per dare giudizi precisi su questo, però voi siete di fronte
non so con quale scadenza, ma insomma una fase nella quale lo zaismo, no, andrà, ma così, per passaggi storici, no? Diciamo andrà a esaurimento, e credo che la sinistra, il centro-sinistra debba attrezzarsi, perché questo esaurimento qui può ripiegare sul corporativismo della destra o può avere un'evoluzione che può essere, diciamo, non dico interpretata, ma può avere una sponda in una accorta politica della sinistra. Io con gli imprenditori, non è che abbia delle ricette, ma con gli imprenditori ho sempre detto una cosa: quando avete un problema o c'è un problema che volete segnalare, qui siamo in confessionale, non venite. Sia chiaro che sono amico di tutti e parente di nessuno. Prima cosa. Se no non ti rispetto. Attenzione, non è che gli piace subito, perché è un po' forte per un paese come l'Italia, che ama le reti corte, i guinzagli corti, dirgli proprio che non vuoi essere parente, insomma, no? Però dopo un po' capiscono. Secondo, avere una ricetta economica. La ricetta economica della sinistra da sempre, da quando è che non puoi star bene da solo. Non puoi star bene da solo. Non è una ricetta di giustizia sociale solo, è una ricetta economica. Perché la ruota giri e ci sia una crescita collettiva, ci vuole un decente tasso di uguaglianza. Se no, quando, come sta avvenendo adesso, quelle tabelle di Banca Italia dell'altro giorno non le pubblica nessuno, c'è un galoppare della disuguaglianza, dove il 10% della popolazione ha, dati Banca d'Italia, mica miei, ha il 60% della ricchezza, e dove il 50% della popolazione italiana più debole, nell'insieme, questo 50% ha il 7% della ricchezza. Allora voi dovete dirmi quale economia può girare. Un ultra ricco, un ricco, non può mangiare 10 volte al giorno, mangerà 3 volte anche lui. Se non metti un po' di soldi in tasca alla gente che deve consumare, e non stupirti se, come sta succedendo da un anno a questa parte, la produzione industriale è in difficoltà. E adesso sta riprendendosi un po', perché comunque le esportazioni cominciano a tirare, soprattutto verso la Germania, perché da 3 mesi la Germania ha applicato la sua ricetta. È in problemi seri la Germania. Che ricetta ha pensato? Ha aumentato i salari. Ha aumentato i salari. Cioè Scholz, che li ha portati a 12 euro allora il salario minimo, ha dichiarato che lui è per portarlo a 15 euro il salario minimo. Allora, anche a questi imprenditori facciamogli un discorso così: noi Italia da 1000 anni, non da 100 anni, da 1000 anni facciamo lo stesso mestiere, che è trasformare materie prime che non abbiamo, che dobbiamo importare,
traducendole in oggetti desiderabili per il mondo. Da 1000 anni noi facciamo sta roba. Campioni nel tessile senza avere la lana, campioni nell'oreficeria senza avere l'oro, campioni nella meccanica senza avere il ferro, eccetera, eccetera. Quindi la nostra materia prima qual è? È il lavoro dell'imprenditore e del lavoratore, è lo sbozzo, è la fantasia. Ma noi ci rendiamo conto o no che stiamo buttando via la nostra materia prima? Noi stiamo impedendo ormai a 2 generazioni di giovani di fidelizzarsi in un'attività, in un lavoro. Perché? Perché c'è un eccesso di precarietà disumano. Non va bene, è un danno enorme. È un danno enorme, non va bene così, bisogna dirglielo chiaro. Ma come si fa a riprodurre la forza lavoro? Come si fa a riprodurre una forza lavoro qualificata, creativa? Come si fa in queste condizioni? Dove quelli più formati vanno via, dove generazioni intere sono in un passaggio di precarietà. Adesso dice i dati, poi sta Meloni, ragazzi, sono cose, cioè non si riesce a fare una discussione minima, seria, proprio un minimo. Io non sono fazioso, per amor di Dio. Io ti riconosco che i numerini dell'occupazione sono cresciuti, però per favore guardiamoci dentro un attimo. Cioè noi lo sappiamo come l'Istat calcola gli occupati, no? Ti fa la domanda e ti dice: la settimana scorsa hai lavorato almeno un'ora, sei occupato. Così è statistica, ma anche in Europa non c'è problema, la statistica è questa. Allora, come si spiega che ti aumentano i numerini? Tu hai 6 milioni, dati Istat, 6 milioni di lavoratori che guadagnano meno di 11.000 euro lordi l'anno, se non col fatto che c'è una precarietà di ore lavorate che è una roba. Allora il problema drammatico che stiamo vivendo, ma è veramente drammatico, perché stiamo perdendo una piega, ragazzi, bisogna dirglielo questi imprenditori, quelli seri. Allora, questa cosa qui, che l'occupazione aumenta nei numerini, da cosa è trainata? Dalla crescita? Siamo allo 0, no, è trainata dalla precarietà, dai bassi salari, dalla bassa produttività. È esattamente lo schema delle società in via di sviluppo. Se tu 10 anni fa andavi in Cina, andavi davanti a un ascensore, ne trovavi 4 o 5, uno che ti salutava, l'altro che schiacciava il bottone, quell'altro che faceva l'inchino, quell'altro che cosa. Perché la logica è, insomma, faccio lavori chiari un po' tutti, gli do 2 lire, li pago poco, ma intanto includo. Sì, ma guardate che le società sviluppate non fanno così, la Francia e la Germania non stanno facendo così, non stanno facendo così. Cioè noi dobbiamo avere una traiettoria alta di sviluppo. Allora noi dobbiamo puntare sull'imprenditoria più consapevole di questi fatti qui, quella che quando gli dici salario minimo dice vabbè, che problema c'è, perché ce n'è di questi, te lo dicono, no? In privato te lo dico, ma che problema c'è? Lo sto pagando anche di più. E allora diglielo, no, che sti pirla qui. E quindi fargli un discorso onesto e dirgli: guardate, noi siamo alla sinistra, abbiate pazienza, mica bisogna arruolarli, ma abbiate pazienza, noi siamo alla sinistra. Noi pensiamo che economia di mercato sì, società di mercato no. Questo pensiamo noi.
Economia di mercato sì, quindi noi aiutiamo gli imprenditori che innovano, che investono, che trattano bene il lavoro, che trattano bene l'ambiente. Ma altrettanto noi aiutiamo il lavoro a essere in piedi, con la sua dignità e il suo salario. Se no, questa è la mia regione, tutti i successi miei sono basati su questo. È il lavoro in piedi che induce agli investimenti, è il lavoro in piedi che non accetta di indurre all'impresa la convenienza ai bassi salari, al basso trattamento, ma invece la convenienza a innovare e accettare la sfida. Insomma, è la modernità, è una logica europea, è una logica seria. Quindi noi non è che siamo noi siamo per aiutare, ma società di mercato no. No, perché società di mercato, noi siamo per i beni comuni devono essere, cioè la sanità, la scuola, il territorio, i diritti fondamentali, sono dei beni comuni, noi ci spiace, non è che vogliamo gestirsi da soli come pubblico, per amor di Dio, ma il bastone del comando non può essere il mercato. Non può essere il mercato. Adesso guardate cosa sta succedendo sulla sanità, ragazzi. Cioè qua, sai, quando te ti dicono l'antifascismo, cioè a questi qui, e chi ha orecchie così poi intende, cioè non è che la Costituzione è antifascista solo tanto perché nelle norme transitorie finali evita la ricostruzione del partito fascista in qualsiasi forma. Non è questo. La Costituzione è antifascista in tutti gli articoli che ripudiano le idee e i modi del fascismo. Tu non puoi giurare sulla Costituzione che c'ha dentro l'articolo 3 e chiamare stranieri un bambino che è nella scuola dove ci sono i nostri figli, i nostri nipoti, che è figlio di gente che paga le tasse qua, non puoi chiamarlo straniero. Tu, candidato della destra, non puoi alludere a rimettere le classi differenziali, non puoi. La Costituzione è antifascista quando dice diritto alla salute vuol dire universalismo, vuol dire che davanti a un problema serio di salute non ci può essere né povero né ricco, lo stanno smontando, affamando il pubblico, non c'è bisogno di riforme, si pensa al mercato. E guardate ragazzi, questa cosa mi fa scoppiare la testa, queste robe qui che hanno fatto ieri e che sono un anticipo di quello che faranno sulla sanità, cioè è chiaro il disegno, perché non è il disegno che hanno in testa. Dicono alla macchina della sanità pubblica: fai più chilometri, io ti do meno benzina, perché la benzina la do alla macchina della sanità privata. Questo è. E qui ragazzi vuol dire che siamo avanti con i lavori, perché qui viene giù una roba molto molto seria, e questi fanno finta di non capire, ci raccontano che gli asini volano. La Meloni non può non sapere, ci avrà qualche parente che gli dice che al tal ospedale di Roma pubblico tocca aspettare 1 anno e mezzo per una TAC. Ce l'avrà, di parenti ne ha, abbiamo visto che ne ha, ci sarà qualcuno che glielo va a dire. Ma c'hanno un disegno. Non sentirete mai nessuna destra in Europa e in Italia parlare in termini universalistici. Sono corporativi, fanno il fisco per categorie, creano delle barriere fiscali fra pezzi di società che finiranno uno contro l'altro, e
frattura nel fisco, non può corrispondere una sanità universalistica, sono gemelli siamesi. A fisco per categorie corrispondono le mutue, le chiameremo assicurazioni, e lo vogliono, ma abbiamo capito? È un'idea, perché la società per loro va fatta a fettine e poi ci vuole il capo che unifichi, la mistica del capo. Contro questo è la Costituzione, è contro questo. E se c'è qualcuno nel grande campo che io preferisco, vorrei chiamare campo largo, è il grande campo del 25 aprile, su, dai, che deve diventare campo dell'alternativa. E qui c'è ancora qualcuno, io lo sento in giro, c'è qualcuno che è dentro questo grande campo, ma che pensa, ma no, ma aspetta qui, ma sì, però tuttavia, poi sai, si adegueranno, adesso anche loro cosa vuoi che facciano, e tutte ste robe. No, cioè questo, non dico gli elettori di centrodestra, ma il nucleo lì, che è il nucleo post-Missino, non pensiamo mai che possano, perché sanno che hanno un problema di legittimazione, lo sanno, ma non pensiamo mai che vogliono risolverlo accostandosi alla Costituzione antifascista nata dalla Resistenza. No, vogliono creare un nuovo inizio, una ripartenza, una rifondazione. Premierato, autonomia differenziata, queste robe vuol dire questo, vuol dire legittimarsi su una loro Costituzione, questo vuol dire. E allora ragazzi, qui cominciamo ad andare sul duro, cominciamo ad andare sul duro, e quindi io torno lì, sai, Costituzione antifascista dice anche, le due parole più belle per me sono disciplina e onore nello svolgimento delle funzioni pubbliche. Che belle, dove le hanno trovate questi qui? E per dirvi come siamo avanti con i lavori, quando nella giornata di ieri viene chiesta e ottenuta in un consiglio regionale la fiducia su un presidente arrestato, siamo avanti molto, anche su questi temi qui della legalità. Fatevi un attimo solo, pensate alla vostra testa quando avete in quest'anno e mezzo sentito sollevare dalla destra i problemi di legalità. Sono quelli lì, rave party, la zingara incinta che rubava i portafogli su un tram a Milano, gli studenti che protestano. Intanto che loro lamentavano questi attacchi alla legalità, hanno fatto 17 condoni, hanno tolto l'abuso d'ufficio e il traffico di influenze, hanno fatto una legge con i subappalti a go-go che costa vite umane, hanno aumentato la circolazione del contante, assegnano i lavori al 90% senza gara. Io sostengo questo: se un avvocato della mafia ricevesse dal padrino il compito di farmi un report, lui dovrebbe concludere: ma guarda, qua manca solo la questione del 41 bis, per il resto siamo a posto. Hai toccato tanti temi, ce n'è uno secondo me che voglio rivolgere, con Giacomo voglio un po' concentrarmi. Hai parlato di precarietà che si lega all'altro grande tema che è quello delle povertà, del disagio sociale. Ecco, noi sappiamo come amministratori locali come il disagio sociale
investa i comuni, lo abbiamo anche vissuto negli anni terribili del Covid. Ti chiedo, siccome anche nei nostri territori la forbice delle diseguaglianze, ahimè, è aumentata, quali sono le proposte che tu e la tua squadra e la tua comunità mettete in campo per far fronte a questo disagio sociale che aumenta, alla forbice delle diseguaglianze che aumenta e anche a queste nuove fragilità che incombono e investono le amministrazioni? Grazie, questa è una delle domande più importanti in realtà che ci dobbiamo porre. Ce la dobbiamo porre per un solo e semplice motivo. Guardiamo quelli che sono i dati che ogni anno ci consegna la nostra anagrafe. 5 anni fa, qui a Mogliano, circa il 27% della popolazione viveva con una RAL, un reddito annuo lordo di meno di 20.000 euro. Adesso questa percentuale della popolazione è diventata, pensate, il 46%, quasi un cittadino moglianese su 2, però dentro alla contraddizione della seconda città in provincia di Treviso su 90 e passa comuni per reddito medio pro capite. Cosa significa? Significa che stiamo andando verso una società dove c'è chi sta meglio e sta sempre più meglio e chi sta peggio e sta sempre più peggio. Per cui di fronte a questo noi dobbiamo porci questo tema qui, perché se no quella che noi andremo a costruire nei prossimi anni non è una città per tutti, non è una città inclusiva, ma è una città solo ed esclusivamente per chi se la può permettere. E questa è la visione che ha il centrodestra dall'altra parte, ma la nostra visione è una visione alternativa e noi queste povertà le vogliamo affrontare tutti, perché badate bene, c'è una povertà per il diritto ad abitare, c'è una povertà educativa, c'è la povertà digitale e poi c'è una povertà sostanziale, economica, ma spesso queste 4 povertà non vanno assieme, alcune sono anche scollegate tra loro, per cui noi abbiamo cercato di mettere in campo delle ricette nuove in maniera tale da poter andare a contrastare ciascuna di queste. Parto dal diritto alla casa. Qui vedo tantissimi miei coetanei, trentenni, quarantenni, che come si diceva prima, la maggior parte di noi purtroppo vive una condizione di precariato che ormai non è più lavorativa, ma esistenziale, perché attraversa tutto quanto l'ambito della nostra vita. Bassi salari, persone che in questa città non possono permettersi una casa con una media del mercato immobiliare di 2.300 euro al metro quadro oppure di 4.000 euro al metro quadro nelle zone centrali. Per cui cosa fanno? Prendono e vanno da un'altra parte, perché gli affitti non ci sono, e se ci sono per un monolocale spendi 800 euro al mese, magari con dei redditi che arrivano ad essere 1.300 euro netti. Ma come si fa a vivere in queste condizioni? Ma che vita è questa? Ma possiamo permettere una cosa del genere in un paese civile? Per questo la prima cosa che noi vogliamo fare è diritto alla casa. Diritto alla casa significa banalmente prendere i soldi che loro mettono da altre parti e spostarli nelle parti che per noi sono più prioritarie. Piuttosto che costruire un nuovo parcheggio che serve solo ed esclusivamente a quelle che sono le attività di qualche politico di turno in consiglio comunale con i soldi pubblici, ok? Pensiamo che quei soldi lì possano essere invece utilizzati banalmente per istituire un fondo affitti, perché qui in città ci sono 1.700 case chiuse, che non sono le case chiuse che pensate voi, sono delle case chiuse che non sono né sfitte né acquistate da nessuno, non sono proprio sul mercato, a fronte di un patrimonio immobiliare privato di circa 12.000 unità. Capite cosa vuol dire? Vuol dire che circa una casa su 10 sarebbe a disposizione, ma non viene messa. Perché? E giustamente anche qua non bisogna demonizzare i proprietari immobiliari, perché molto spesso sono persone che si sono fatti il mazzo tanto per una vita e hanno investito i propri risparmi in un immobile per metterlo a reddito, che è ben diverso dalla speculazione immobiliare che fanno tantissimi costruttori all'interno di questo territorio per avere la rendita, che è una cosa diversa, per cui spostare la ricchezza dal lavoro alla rendita.
Noi non vogliamo premiare quelli, vogliamo però interloquire con tutte quelle famiglie che hanno una seconda casa e che non la mettono a disposizione sul mercato semplicemente perché non si sentono tutelati. Allora diciamo, cari proprietari, mettetela a disposizione di questi ragazzi, mettetela a disposizione di queste nuove generazioni e noi come comune ci mettiamo a garanzia di eventuali situazioni di morosità, perché è compito del pubblico garantire che tutti abbiano un tetto sopra la testa. È il minimo per una vita degna. E poi abbiamo anche altro, abbiamo sussidi per le giovani coppie, per permettere non solo alle coppie ma anche ai ragazzi che decidono di farsi una vita propria di poter prendere e uscire fuori di casa senza aspettare i 40 anni per poterlo fare, perdonatemi, anche perché questo non grava solo sulle vite dei ragazzi. Qua vedo tanti genitori, ma sappiamo cosa significa doversi far carico della non autonomia dei nostri ragazzi e della non autonomia molto spesso anche dei genitori che molto spesso non più autosufficienti, con pensioni basse e minime, non si riesce più a sostenerli, non si riesce più a inserirli all'interno di una casa di ricovero piuttosto che a prendersi un assistente, una persona che possa in qualche modo tutelarli e aiutarli dal punto di vista domestico. E questo è per quanto riguarda il discorso casa. Ce ne sarebbe anche altro da dire, ma taglio corto, perché mi interessa anche il discorso, badate bene, della povertà educativa, perché se tutti quanti dobbiamo avere le stesse possibilità quando siamo ai nastri di partenza, anche questa è un compito del pubblico doverla tutelare. Noi siamo all'interno di una comunità dove continuiamo a macinare dati per quel che riguarda la dispersione scolastica e si continua ad affidare alle scuole, agli insegnanti il carico educativo che in realtà prima lo aveva avuto una comunità intera. E quindi gli insegnanti, il mondo della scuola molto spesso si trova da solo a gestire questa dinamica, ed ecco che qui noi vogliamo intervenire con i doposcuola, vogliamo intervenire con il tempo integrato, vogliamo intervenire con degli operatori di strada che vadano dai ragazzi quando sono in condizioni di disagio, di marginalità, per riuscire a riportarli all'interno di quelli che sono i circuiti virtuosi della società, perché noi siamo quelli che non lasciano indietro nessuno. Questa è la sinistra, questa è la differenza tra destra e sinistra, che non colpevolizziamo le persone perché magari nella loro vita per una volta hanno sbagliato. Noi siamo quelli che siamo qui in campo, giustamente, con merito, senza esagerare, però a dare a tutti una seconda possibilità, perché questa è una società in cui non si può più sbagliare, in cui se sbagli sei fuori. Ecco, noi siamo qui per riportarli dentro. E poi c'è anche la povertà digitale. E adesso in questo momento qua pensiamo a quanti ragazzi, quante ragazze, ma anche quanti anziani sono tagliati fuori dalla dimensione digitale che sta prendendo sempre più piede nella società. Ecco che lì noi vogliamo portare un altro esperimento, che è quello della palestra digitale, dove si possa fare dei corsi di formazione, dove le persone possano avere gli strumenti e i device che per le loro condizioni di povertà molto spesso non riescono a prendersi a recuperare. E poi c'è tutta quanta la parte invece della povertà in termini economici. Rispetto a quella, signori, abbiamo una realtà bellissima, che è quella della leva civile e della Caritas. Gli si dava quanto? Dove siete? Gli si dava quanto? 5-10 mila euro all'anno? Gli hanno tagliato anche quelli, perché non c'è più spazio per la povertà in questa città. Ma vi pare possibile? Che cos'è all'interno di un bilancio di più di 24 milioni di euro, 10.000 euro all'anno per poter permettere ad un'associazione di svolgere il proprio servizio di volontariato sul territorio per le persone che sono in difficoltà? È da disgraziati fare una roba del genere, da maledetti, e noi non possiamo accettare una roba del genere. Ed ecco che noi anche qui abbiamo un'idea, però badate bene, non solo per il mero assistenzialismo, per cui per ripristinare dei servizi per far sì che la gente non muoia di fame o che dorma per strada, perché chi gira vede anche che c'è gente che dorme per strada in questo comune. Noi non vogliamo solo fermarci a questo, noi vogliamo mettere insieme
tutta una serie di strumenti anche con i nostri servizi sociali per poter portare queste persone ad tornare ad avere un lavoro, tornare ad avere una propria autonomia e tornare ad avere una propria vita, perché il lavoro è dignità, il lavoro è vita, senza lavoro non c'è alcuna leva di emancipazione per questa società. Tutti questi progetti messi assieme, io vorrei che ci rincontrassimo tutti quanti e tutti quanti assieme qui tra 5 anni per raccontarci se siamo riusciti a mettere in campo tutte queste iniziative, se i numeri sono cambiati o meno. Io credo proprio di sì. Vado verso la conclusione. Non possiamo, Pierluigi, guardare anche quello che ci circonda, quello che sta accadendo. E qualche anno fa ho letto un libro molto interessante di un interessante scrittore, si chiama Tony Judd, e lui aveva affermato, cioè, questa frase che mi ha molto colpito: guasto è il mondo. A vedere oggi le immagini e i venti di guerra dell'Ucraina, la Palestina, i corpi del Mediterraneo, ecco, quel giudizio di Tony Judd, guasto è il mondo, sembra una profezia. Però noi a questa profezia non possiamo non chiedere alla comunità internazionale di non farsi carico di un grande sforzo diplomatico per chiedere il cessate il fuoco, per chiudere questi conflitti. E allora io domando a te, Pierluigi, ma lo domando anche a tutti quanti voi: come facciamo ad uscire da questa stagione drammatica? E soprattutto, in vista anche delle elezioni europee, quale ruolo avrà l'Europa all'interno di questo contesto internazionale? Con un primato di quella destra corporativa di cui parlavi tu prima, gerarchica, che vuole dividere la società in classi, con il rifiuto di chi parla una lingua diversa, di chi crede in un altro Dio? Oppure riscoprendo quello che è il valore ultimo dell'Europa, che sta nella tolleranza, nella laicità, nell'inclusione di chi viene da lontano? Pierluigi, l'Europa può rappresentare la svolta per creare un mondo più giusto, per chiedere una pace giusta, perché la pace, noi lo diciamo da qui, è una condizione essenziale per creare un mondo più giusto. Sì, prima di tutto vorrei far notare che Giacomo ha detto, intervenendo, già 2 o 3 prototipi. Perché vedete, adesso noi abbiamo un ministro alla casa che si chiama Salvini, che si occupa, per amor di Dio, dico, di tramezzi, del balcone, del dehors. In Italia c'è un problema a casa conclamato, lo descriveva, non è solo una questione vostra, è una cosa conclamata. Non c'è uno straccio di pensiero, di idea, di intervento su un problema così, che intanto riguarda una generazione, ragazzi. Dico, questi dati sono dati impressionanti, e questo pensa al tramezzo che vuol prendere qualche voto da un ennesimo condono, sostanzialmente. Però non fatevi scappare un sindaco così, ragazzi, ve lo dico io. Allora, l'Europa, anch'io cito sempre un libro che invito caldamente a considerare, che è quello di Lucien Febvre, le lezioni al collegio di Francia sull'Europa. Tradotto in bersanese, il concetto è: l'Europa non è una realtà geografica, non si è mai saputo dove cominci e dove finisca. A est, non si sa ancora. Dice ovest, beh, c'è il mare, c'è l'Atlantico. No, momento, ma quanta Europa c'è di là? Nell'America Latina, negli Stati Uniti. Basicamente, diceva lui nel 1946,
Basicamente l'Europa è un'idea che ha invaso mezzo mondo, e lui naturalmente allude alla civiltà greco-romana, alle riforme religiose, all'illuminismo, tutto quel che volete, però è un'idea, questa qui, che a me è sempre sembrata molto meno astratta di quel che può sembrare, perché se guardiamo quando si è fatta l'Europa, ha cominciato via via dal dopoguerra a stringersi, è sempre stato nei passaggi quanto ha avuto orgoglio di sé perché aveva un'idea per il mondo. Prima di tutto è il trattato sul carbone e sull'acciaio, che è stato l'inizio, che poi è arrivato ai trattati di Roma, l'Unione Europea. Oh ragazzi, il trattato sul carbone e sull'acciaio era la promessa davanti al mondo che non ti facevi più guerra, nel posto dove si erano sempre fatte le guerre. Ci siamo rotti i coglioni, mettiamo in comune le cose con cui si fa la guerra, il carbone e l'acciaio, era così. È piaciuto moltissimo al mondo, ha parlato a tutto il mondo allora, un'idea fortissima. Noi che ci siamo sempre fatte le guerre, adesso basta. Primo. Secondo passaggio, il modello sociale. Cioè il modello sociale europeo, fin dagli anni 60-70, chi è stato un po' in giro nel mondo, ha visto com'era invidiato, com'era un'idea inedita per il mondo. Cos'è sto modello sociale? Welfare universalistico, alti diritti del lavoro, fiscalità progressiva, cose sconosciute al mondo. E ci guardavano con gli occhi fuori dalla testa quando gli spiegavi che da noi, se uno si fa male ma non ha la carta di credito, non è un problema, può andare in ospedale al pronto soccorso. Cioè, dagli Stati Uniti al Brasile a tutto il mondo è un'invidia. Allora, se partiamo dal presupposto che l'Europa si fa quando piace al mondo, quindi quando prende senso di sé, perché produce un'idea per il mondo, perché l'Europa non è geografia o non è solo geografia, allora cosa dobbiamo concludere? Adesso al mondo servirebbero proprio quelle due cose lì, i veri asset dell'Europa. Ma c'è un piccolo particolare: siamo stati talmente pirla noi tutti quanti che abbiamo messo in comune un sacco di cose, abbiamo messo in comune la concorrenza, i bilanci, le carriere, tutto quel che volete, non abbiamo messo in comune la politica estera, la diplomazia e la difesa, cioè la pace, non abbiamo messo in comune la fiscalità, il lavoro, il welfare, cioè il modello. È un piccolo problema. Io consiglierei per la sinistra europea da ripartire da lì, da Lucien Febvre, e ripartire da lì. Noi abbiamo bisogno, tu dicevi, è chiaro, il mondo, ragazzi, il mondo abbiamo capito, no? Mi sembra, cioè noi non abbiamo un punto d'ordine nel mondo. Caduto il muro, caduto quell'equilibrio precario, c'è stata una fase nella quale si è pensato che fosse finita la storia, l'hyperpuissance, diceva il libro di un francese, l'iperpotenza americana, diciamo le teorie liberali come elemento di unificazione del mondo, una specie di fine della storia, Fukuyama,
il famoso libro, e poi l'idea che fosse la stessa globalizzazione dei mercati che effettivamente uniformava dal punto di vista economico a dare una regolazione alle relazioni, ai rapporti, tutte cose che si sono rivelate fallaci. E abbiamo una situazione in cui non c'è un punto d'ordine, c'è una guerra mondiale a pezzi, il Papa ci ha preso proprio in pieno, secondo me, nell'analisi. Hai le organizzazioni internazionali che sono svuotate. Io lì ci metterei anche una piccola riflessione, magari al margine, ma in questo fenomeno di globalizzazione, guardate che è successo negli ultimi 20 anni, adesso comincia un po' a flettere, è successa una cosa, cioè che le differenze e le disuguaglianze sono diventate parossistiche all'interno dei paesi, ma fra paesi è venuto un processo di accostamento. L'Europa sul PIL mondiale conta 10 punti in meno di 15 anni fa. Gli Stati Uniti hanno tenuto a malapena la loro quota, la Cina è andata avanti, quindi dal punto di vista demografico, economico e quindi strategico l'Occidente si è ridimensionato. E quando si ridimensiona l'Occidente, ma ragazzi, ma chi è che le ha inventate le organizzazioni internazionali? Da che cultura vengono? Vengono da Kant, vengono dall'Europa, è un'altra idea dell'Europa sta qui. Quando ti ridimensioni o trovi un altro paradigma e quindi una sovranità mondiale condivisa, e cioè quest'idea, diciamo così, di trovare una cooperazione, un punto d'equilibrio che comprenda nuovi attori mondiali, nuovi, che ci sono, che pretendono una presenza, e poi metterli anche sotto l'ombrello dell'ONU, se no non c'è da aspettarsi le organizzazioni internazionali granché. La situazione è questa. Quindi sui conflitti che sono in corso, in assenza di una voce dell'Europa, questo è un guaio da rimontare assolutamente, e non puoi rimontarlo con un ripiegamento nazionalistico come propongono le destre. Ma qui ragazzi, qui dobbiamo decidere se i problemi che dobbiamo affrontare li affrontiamo andando avanti o andando indietro, con dei ripiegamenti nazionali. Ne abbiamo esempi nel piccolo, no? La Meloni diceva bisogna che l'Europa pro quota gli stati si prendano un po' di immigrati irregolari. Orban gli ha detto non ci penso neanche, lei ha risposto lo capisco, ma se lo capisci riposati, no? Ma che cazzo, che cosa mi stai dicendo? No? E quindi diventa l'Europa un condominio rissoso sperando che non arrivi di peggio, perché Mitterrand ha sempre detto una cosa: guardate che nella storia i nazionalismi hanno sempre portato a delle guerre. Allora, sui conflitti in corso la parola d'ordine può essere solo, ma questo bisogna affidarla alle opinioni pubbliche, noi non vedo tante, è cessate il fuoco, il negoziato affronti, risolva quel che le armi non possono risolvere. Questo è e quanto mai si affacciasse il negoziato, ricordiamoci sempre, per me una frase lancinante, giustissima, che disse il Cardinal Martini, che disse: se davvero pensiamo che la pace è prima di tutto, se lo pensiamo davvero, se tu lo pensi davvero, allora devi essere disposto a rinunciare a qualcosa di cui avresti diritto in nome delle tue buone ragioni. Se non c'è questo, E quindi l'Ucraina vuol dire cessate il fuoco, perché poi il dilemma è questo: ma cessate il fuoco anche con i russi sul campo? Sì, io dico sì. Io dico sì.
perché se qui pensiamo in termini di vittoria e sconfitta, noi non sappiamo che escalation può venire in quella roba lì. E qui ci vuole una voce degli Stati, dell'Europa, certamente, ma ci vuole anche uno, perché poi gli Stati si muovono molto, al giorno d'oggi le opinioni pubbliche contano, tutti vogliono i voti, quindi ecco, bisogna, ecco. E poi sulla Palestina è una roba da matti, cioè qui quando io sento dire ma se dici cessate il fuoco metti sullo stesso piano Hamas e Israele, io dico scusa, ma guarda che sullo stesso piano ci sono solo i bambini che muoiono da una parte e dall'altra. Qui le buone ragioni di tutti sono state uccise da due torti diversi ma ugualmente gravi, gravissimi. Certamente il terrorismo di Hamas, ma la carneficina che Israele sta producendo a Gaza non è accettabile. Non è accettabile. E non mi si venga a dire, se dico così, che io taccio sul terrorismo o addirittura che aiuto l'antisemitismo. No, no. Israele decise qualche anno fa, con un voto a esigua maggioranza nella legge fondamentale loro, di dichiarare Israele Stato della nazione ebraica. Quindi una democrazia sì, ma su basi etniche. Va mica bene, Non va bene. Non va bene quella scelta lì, che fu fatta a esigua maggioranza, perché dice di per sé che c'è una serie A e una serie B. Non va bene. E quando si solleva il problema giusto, sacrosanto, è vero che ci sono dei rigurgiti di antisemitismo che bisogna sorvegliare assolutamente, ma per Bacco, con l'aiuto anche di Israele, non puoi far coincidere la religione ebraica con uno Stato e un governo alla Netanyahu. E quindi, con l'aiuto di tutti, no? Per Bacco. E quindi, dopodiché, chiudo, io credo che noi davanti alle elezioni europee, anche qui la cosa sta in poco posto, perché noi, l'Europa che debba cambiare politiche non ci piove, non c'è discussione, perché i problemi che vedi nel mondo, la pace e la guerra, il clima, le migrazioni, cioè noi dobbiamo cambiare politiche. Il problema è se le cambi andando indietro o andando avanti. Cioè, quello è andando avanti nel processo di integrazione o ripiegando su culture nazionalistiche e su quei valori che unificano tutte le destre europee. Guardate, le destre europee, se andate a vedere dalla Finlandia all'Austria, alla Francia, all'Italia, guardate, hanno tutte gli stessissimi ingredienti con dei dosaggi diversi, a seconda delle situazioni anche tattiche. Tutte queste destre sono cosiddette antiglobaliste, cioè sono nazionaliste, spesso su basi etniche, perché gli immigrati non è vero che non vogliono quelli irregolari, non li vogliono, neanche quelli regolari, non vogliono colorare questa società qui. Secondo, tutte queste destre interpretano la modernità come decadenza morale. Quindi Dio, patria e famiglia, se non posso abolire l'aborto però rompi i coglioni alle donne perché ci rinuncino, le gay, femministe eccetera devono smettere di rompere le palle, questa è la cosa. Tutte quante sono negazioniste sul clima, è sempre piovuto, ma cosa ci raccontano eccetera eccetera, negazioniste sui vaccini,
che Roberto Speranza è ancora inseguito da dei deficienti che gli gridano assassino e minacciano la famiglia, sostenuti, incitati dai giornali della destra di questo Angelucci, che adesso si può prendere l'Agi, venduta da Leni. Per me Leni perde la faccia su una roba così. Sono sempre stato amico io da Leni. Su questa cosa per me perde la faccia. Negazionisti sulla storia. Nessuna di queste destre accetta di fare i conti con le destre storiche del Novecento, cioè fascismo, nazismo e franchismo. Nessuna. Tutte queste destre spostano verso l'esecutivo la barra del potere, tutte, fino a pensare al plebiscito, riducendo il potere dei parlamenti, delle magistrature, della stampa e del quarto potere. Tutte queste destre sono corporative, nessuna è universalistica sui fondamentali diritti sociali, e noi pensiamo di dare l'Europa in mano e prendere a rovescio gli asset dell'Europa. Quindi non sottovalutiamolo, per l'amor di Dio, che questo voto qui, però ecco, io continuo a dire, non sottovalutiamo neanche quello amministrativo, perché guardate che per come è fatta l'Italia il voto europeo è importantissimo, ma siamo un di cui del grande voto europeo. Sul voto amministrativo siamo noi, con quelle cose in mezzo alla porta, come si dice. Grazie. Beh, andiamo a concludere. Voto amministrativo. Giacomo, un appello, il tuo appello per la tua Mogliano per l'8 e il 9 di giugno. Allora, il mio appello a tutte quante le persone qui presenti questa sera è quello che ci guardiamo. Ci guardiamo perché qui questa sera in piazza ci saranno più di 1000 persone, penso, non lo so, dovremo domandare i dati ufficiali alla procura domani mattina probabilmente. Ecco. Badate bene, se ciascuno di noi riuscisse a convincere altre 10 persone a testa, avremmo vinto al primo turno ad occhi chiusi. Badate bene, non vale che siano le stesse, cioè devono essere per forza di cose persone diverse, ma quello che noi abbiamo visto veramente in questi mesi, quando tutti quanti ci davano per spacciati, ma ci dicevano ma cosa fate, ma mettetevi d'accordo, ma sarà per la prossima volta, eccetera eccetera, è che pian piano più continuavano a dire questa cosa e più continuavamo a crescere, perché noi qua siamo di fronte a due visioni del mondo che sono anche due visioni di città. Da un lato abbiamo l'ordinario, per cui abbiamo il fatto di tappare buse per strada, sicuramente molto importante, ma quando tappi solo le buche per strada, chi che tappa i buse per strada lo sa, devi guardare basso, perché se no non te vedi dove che te metti i piedi. La differenza rispetto al nostro progetto politico è che noi diciamo piedi a terra ma sguardo verso il cielo. E questo perché non solo, badate, da un punto di vista ideale, ma perché il nostro progetto politico non è un progetto politico per queste elezioni. Questo è un progetto politico per le giovani generazioni, perché mette in campo quelli che sono progetti per la città che guardano al suo futuro non da qui ai prossimi 5, ma da qui ai prossimi 20 anni, che dovrebbe essere questo la prospettiva che la politica riesce ad adottare. E la adottiamo non perché siamo più bravi che altri, ok? Questo lo lasciamo dire agli altri, lo lasciamo dire agli elettori tra qualche giorno, ma lo diciamo perché gli anni che verranno saranno gli anni in cui avremo da un lato il fatto che avremo una società sempre più cosmopolita e soprattutto sempre più falcidiata dalle disuguaglianze,
sempre più falcidiata dalla globalizzazione, dalle storture che produce, e insieme a tutto questo avremo una cosa in più: entreremo nella fase della transizione ecologica e digitale della nostra economia. Allora, siccome io mi ricordo molto bene che durante gli anni della pandemia tutti quanti dicevamo che saremmo dovuti uscire dalla pandemia migliori di come ci siamo entrati, ve lo ricordate questo refrain? E invece abbiamo visto che siamo tornati a inciampare sempre nei soliti errori, sempre nei soliti modi di costruire la nostra società. Ecco, non vorrei che facessimo lo stesso identico errore in questi che sono gli anni decisivi per il nostro territorio, perché qui o si cambia passo o se no, di fronte ad altri territori, anche a livello europeo, che hanno cambiato paradigma e che stanno facendo delle scelte diverse su come mangiano, su come si muovono, su come producono, noi rischiamo di rimanere indietro. E badate bene, non rimarremo indietro solo noi come singoli, rimarremo indietro come comunità. E quel dato delle disuguaglianze che dicevamo prima si allargherà sempre di più. Per questo il voto amministrativo in questa, come nel resto delle città italiane, diventa di fondamentale importanza, perché la scelta non è tra destra e sinistra solamente, ma è tra chi dà una proposta di governo per questa città e per questo territorio che si accontenta e che dice che dobbiamo continuare con questo modello di sviluppo che ormai è al collasso delle sue contraddizioni, e chi invece dice che la dimensione di questo territorio è la dimensione della città della Mitteleuropa, innovativa, sostenibile e sociale. Per questo vi chiedo veramente a tutte e a tutti, perché io sono io e però non sono da solo, io sono la rappresentanza di questa intera comunità che si è riunita qui questa sera. Non sentitevi esclusi, non sentitevi di non farne parte, perché siete la parte più fondamentale di questo progetto politico, e se mancate voi non riusciremo a riuscire in quella che molti reputavano essere un miracolo e che adesso sta assumendo sempre di più le caratteristiche di un'impresa. Per cui sentiamoci tutti quanti coinvolti. Ci sono ancora 2 giorni per chiamare i nostri amici, 2 giorni per chiamare i nostri parenti e dirgli tutte e tutti quanti assieme che sabato e domenica si può cambiare questa città, che non ci accontentiamo, che vogliamo di più, di più, di più, di più. Pierluigi, il tuo di appello. Ma il mio è un saluto molto sobrio e semplice. Ho fatto prima l'elenco delle conquiste di civilizzazione che sono venute ai territori. In nessuna di queste conquiste c'è l'impronta delle culture della destra, in nessuna. Perché per loro il comune è un comune minimo, la società faccia lei, va bene così com'è, curo qualche interesse, curo qualche opera pubblica, ma il resto. E la nostra idea è sempre stata invece quella di tirare la palla avanti, di un progetto, di sentirsi parte delle questioni sociali, non solo di quelle amministrative. E quindi inventare qualcosa, dicevo, fare i prototipi. E siamo a questo, ancora qui, questo dilemma, stavolta in modo molto molto più acuto. Siamo al dunque. Io spero che, per quel che mi riguarda, sia passato questo messaggio, no? Voi che non siete candidati, vi pregherei di fare quel che faccio io, perché questa non è una battaglia che si può lasciare solo ai candidati. Guardate, è più importante di una battaglia da lasciare ai candidati, c'è in gioco qualcosa di più. E io credo che se venisse lo squillo di tromba da chi la destra l'ha provata
nella sua inconcludenza, nella sua a dir poco inconcludenza, e venisse proprio dai posti che l'hanno provato. La ripartenza, una riscossa, ma sapete, io potessi fare l'elenco quando vanno in TV e dire adesso qui facciamo come. Sarebbe molto molto importante, perché anche loro lo sanno che anche loro sono partiti dai territori. Se gli arriva qualche botta capiscono che vanno sul duro, e noi forse capiamo che è ora di costruire chiamiamolo campo, io lo chiamo campo delle alternative, in attesa, quando saremo sotto, di dargli un nome meno campestre, possibilmente. Ma che bello sarebbe poter dire, dopo un risultato così, convincere chi ci sta, se pretendere che ci siano proprio tutti, dire: noi decidiamo di essere le forze che promuovono l'alternativa. Mettiamo lì 4 principi che già si uniscono, 4 concetti forti ma che si capiscano: la sanità, il salario, e poi lanciamo una grande idea di comitati per l'alternativa in tutto il paese, che possono essere ospitali dei giovani, di chi la pensa comunque, eccetera, e poi tirar su le reti per un programma. È importante, perché se invece passa l'idea che si marcia divisi per poi colpire uniti, quando è ora di colpire uniti ti volti indietro e rischi in questo paese di non vedere più nessuno, per disaffezione, disamore, opportunismo. Io vorrei molto che da questo passaggio venisse quello squillo che ci facesse riprendere la strada, e quindi io spero che vi sia chiaro che non è tempo di pettinare le bambole. Grazie Pierluigi, grazie a tutti. Dai Giacomo, siamo tutti con te. Ciao! Ara, sì, cosa? Guarda che ti avevo preparato che roba! L'unica dao! Grazie! Ciao! Ehi, Evo, ciao! Guarda chi che è qua! Ciao! Ciao!